sono state fatte 19 segnalazioni. Qui vi invito a tenere presente quello che ho detto poco fa. 19 segnalazioni non riguardano 19 persone. Queste 19 segnalazioni hanno riguardato l'accertamento diretto e indiretto di 834 società e di 1758 persone fisiche. Chiaramente non era possibile, e 3143 operazioni economiche. Non era possibile inserire nella piattaforma della UIF tutti questi dati perché era un numero esagerato. Si sono scelte le operazioni più rilevanti, 240 operazioni che si riconducono a 184 società e a 170 persone fisiche. Con questo non è che non siano state segnalati anche gli altri elementi, sono state allegate le tabelle contenenti i dati di questi soggetti che la UIF poi per conto suo tiene in considerazione. Da queste 240 operazioni sospette fatte con le 19 segnalazioni hanno riguardato un valore complessivo del movimento dei capitali pari quasi a 65 milioni di euro. In realtà il valore complessivo di tutte le operazioni prese in considerazione arriva a quasi 280 milioni di euro, tenendo in considerazione tutte le varie società e tutte le varie persone che sono state prese in considerazione. Gli altri elementi di interesse sono quelli del fatto che questo giro di denaro ha dimostrato che le operazioni di compravendita che ci sono state sia immobiliari che economico di di società, compravendita delle azioni, hanno sempre evidenziato una perdita di circa il 20% come media, che è il costo del lavaggio del denaro. Quindi chi fa questo tipo di attività non ha necessità di fare profitto, ha solo necessità, come vi ho detto in precedenza, di mettere in circolazione il denaro. Il denaro non gli costa, ce l'hanno, devono sapere come poterlo spendere, come poterlo rendere utilizzabile, diversamente non potrebbero farne niente. Ecco, delle 170 persone fisiche segnalate, 141 sono italiane e 29 straniere, 27 delle quali extracomunitarie. Le 141 persone italiane sono originarie di 38 distinte località, 55 sono originarie di 8 località ad alto rischio di infiltrazione mafiosa. Tutto questo per far comprendere come da un'attività che può nascere da un ente locale senza chissà quali particolari organizzazioni si possa arrivare a trovare degli elementi che vanno a tutto beneficio comunque dell'ambito stesso in cui ci troviamo a lavorare, perché chiaramente questo tipo di segnalazioni fanno emergere queste situazioni di rischio nell'ambito del tessuto sociale che vanno a tutto danno di quelle che sono le attività economiche sane, che non possono competere con queste attività che hanno dietro strutture criminali e che quindi nel tempo sono destinate a chiudere per lasciare il passo a questi che si ramificano.